beni per oltre 2 milioni di euro a un imprenditore iesolano, aveva precedenti per patrimoni accumulati illecitamente e un tenore di vita sproporzionato tra somme dichiarate e beni posseduti. Ancora uno scontro tra mezzi pesanti nel primo pomeriggio di oggi nel tratto maledetto dell'A4 tra San Sino e Porto Gruaro. Camionista muore dopo essere rimasto incastrato tra le lamiere traffico in tilt. Approvate dal Consiglio dei Ministri le modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per la Laguna, sarà indicato dal Presidente del Consiglio di concerto anche con il Sindaco della città metropolitana di Venezia. Venezia può risolvere i suoi problemi solo con una legislazione speciale che parta dalle limitazioni agli affitti turistici, così il prefetto Zappalorti in audizione alla Commissione parlamentare per la salvaguardia di Venezia. Movida violenta a Jesolo, 4 denunciati per la maxi lista col coltello. Di fine maggio si tratta di 3 ragazzi residenti nel Vicentino e un trevigiano già colpito da foglio di via. Oggi nuova udienza d'appello crack popolare di Vicenza, in aula bunker a Messa. I nostri microfoni parlano i truffati, ecco come ci costringevano a comprare le azioni. Sanità, l'ULSS 3 Serenissima registra un nuovo aumento di contagi per Covid e illustra la questione inerente al personale medico per garantire la copertura degli organici. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque in primo piano l'avete sentito la cronaca, il nucleo di polizia economico-finanziaria di Venezia ha sequestrato beni per milioni di euro a un imprenditore iesolano già noto alle Fiamme Gialle. A suo carico c'erano già diversi precedenti per patrimoni accumulati illecitamente e un tenore di vita sproporzionato tra somme dichiarate e beni posseduti. Per questo gli uomini della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di confisca per oltre 2 milioni di euro a un imprenditore iesolano 55enne. È stato giudicato socialmente pericoloso e pertanto gli è stata applicata la normativa antimafia. Sostanzialmente tutto il patrimonio che non era giustificabile coi redditi leciti che praticamente non ha, è stato dapprima sequestrato e da ultimo, importantissimo, confiscato, per cui è stato acquisito a patrimonio dello Stato. Colui che è stato riconosciuto che vive abitualmente dei proventi di attività illecite è stato spogliato di tutto il suo patrimonio, che non è diversamente riuscito a giustificare neanche in giudizio in sede di appunto applicazione della confisca. Il 55enne, già sottoposto agli arresti nel 2019, dunque conosciuto dalle Fiamme Gialle, avrebbe commesso nel tempo numerosi reati, tra cui riciclaggio, ricettazione, truffa, bancarotta fraudolenta. Le Fiamme Gialle hanno ricostruito il suo profilo economico e individuato le relative proprietà. 4 unità mobiliari in un prestigioso complesso residenziale nella zona turistica iesolana, un'azienda, conti correnti bancari, denaro contante e orologi di pregio. Ma la confisca non è l'unico provvedimento a suo carico. Gli è stata applicata anche la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni 5, che impone a questo soggetto di dimorare per 5 anni nello stesso posto, di condurre una vita regolare, trovarsi un lavoro, non frequentare persone con precedenti, non uscire da casa dopo le 20 e non prima delle 7 la mattina, e comunque se deve spostarsi dalla località a cui è soggetto all'obbligo di soggiorno deve notiziare l'autorità di pubblica sicurezza del posto. Terribile incidente mortale questo pomeriggio lungo l'A4, a perdere la vita nello scontro tra mezzi pesanti un camionista. Schianto mortale tra mezzi pesanti nel tratto maledetto dell'A4 questo pomeriggio verso le 15:30, dove ha perso la vita un camionista rimasto incastrato nella cabina di guida, letteralmente accartocciato su se stessa. L'incidente tra lo svincolo di San Stino di Livenza e Porto Gruaro in direzione Trieste, tra 2 tir e un autocarro. Immediato l'arrivo dei sanitari del SON 118 insieme ai vigili del fuoco, alla polizia stradale e agli ausiliari di Autovie Venete. Traffico in tilt e bloccato con lunghe code formatesi per diverse ore.
Approvate dal Consiglio dei Ministri le modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per la Laguna, nuovo magistrato alle acque. Sarà indicato con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro per le infrastrutture, di concerto con il Ministro per la transizione ecologica, il Sindaco della Città metropolitana di Venezia e le commissioni parlamentari competenti. Il Ministro Renato Brunetta ha definito la scelta una soluzione equilibrata. Venezia potrà contare su uno strumento efficiente non solo per la gestione del Mose, ma più in generale per la salvaguardia della città e della laguna. Il provvedimento è contenuto nel decreto legge infrastrutture e trasporti, che prevede anche la realizzazione di nuovi attracchi temporanei oltre ai 5 già previsti a Marghera e a quello nel porto di Chioggia. Venezia può risolvere i suoi problemi solo con la legislazione speciale che parta dalle limitazioni agli affitti turistici, così il prefetto Zappalorto in audizione alla Commissione parlamentare per la salvaguardia di Venezia. La presenza turistica è riuscita a snaturare la città stessa. Venezia sta morendo di un turismo di massa fuori controllo, di affittanze turistiche diffuse, di negozi di paccottiglia, di take-away, in un quadro in cui fanno capolino anche riciclaggi internazionali ed evasioni fiscali. Il prefetto Vittorio Zappalorto parla ai deputati della commissione in cui si discute la nuova legge speciale per Venezia e non fa sconti. La commercializzazione di questi alloggi turistici avviene per lo più in maniera abusiva. È organizzata da agenzie internazionali che hanno sede in altri paesi e quindi comporta una forte elusione anche di quelle che possono essere le imposte. Intanto a Venezia i turisti hanno sostituito gli abitanti e si spopola anche la pubblica amministrazione, tanto che in alcune giornate persino la prefettura ha dovuto chiudere gli uffici per assenza di personale. I concorsi negli uffici pubblici di Venezia sono quasi inutili perché dopo 3 mesi più della metà del personale se n'è andato. Porre una disciplina, dei limiti alle locazioni turistiche, quelle previste dalla legge regionale, secondo lei sarebbe quanto mai opportuno quindi? E non solo opportuno ma necessario, perché è da lì che bisogna partire se si vuole dare una disciplina a questo settore. Zappalorto cita anche l'articolo della Costituzione che prevede vincoli alla proprietà privata per stabilire equi rapporti sociali. D'altronde lo stesso assessore al commercio Costalonga, presentando la delibera antipaccottiglia, aveva dichiarato che il valore della tutela storico-culturale di Venezia è prevalente rispetto alla libertà d'impresa. Ma al di là della paccottiglia ora si fa largo un altro fenomeno. All'interno della comunità cinese si sta diffondendo l'acquisto di alberghi storici, alberghi importanti della città di Venezia o di complessi immobiliari. L'importo delle singole rate è tenuto al di sotto della soglia di tracciabilità del sistema creditizio e questo, secondo la Guardia di Finanza, ma io ci credo, potrebbe essere per evitare tutta la normativa antiriciclaggio. Ed ora andiamo a Jesolo con la cronaca. Ha chiuso il cerchio delle indagini dei carabinieri sulla violenta rissa avvenuta a fine maggio. 4 denunciati, tutti veneti, per la movida violenta a Jesolo di fine mese scorso, domenica 29 maggio, dovranno rispondere del reato di rissa aggravata, dove era spuntato pure un coltello con cui erano rimaste ferite anche 2 persone poi visitate in ospedale, 3 ragazzi residenti nella Vicentina e un trevigiano, peraltro già colpito nel 2021 da foglio di via obbligatorio proprio da Jesolo su disposizione del Questore di Venezia, in quanto precedentemente coinvolto in un'altra rissa, sempre lungo l'Arenile. Per questo motivo è stato anche denunciato per l'inosservanza del provvedimento in questione. A identificarli i carabinieri, grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Indagini dei militari ancora in corso con l'identificazione anche degli altri ragazzi coinvolti nella maxi rissa di Piazza Mazzini.
I funzionari dell'Agenzia della Dogana dell'aeroporto Marco Polo hanno rinvenuto circa 9 kg di fossili originali dell'area dello Yorkshire dentro una valigia arrivata con un volo successivo rispetto a quello del proprietario. I fossili non avevano la documentazione prevista, oltre alla sanzione ancora da quantificare se è provveduto al sequestro amministrativo della merce occultata e rinvenuta durante la fase di controllo. In aula bunker oggi a Mestre al processo d'appello crack popolare di Vicenza la deposizione dell'ex manager Emiliano Giustini, presenti anche alcuni dei truffati e le loro toccanti e drammatiche storie. In aula bunker a Mestre, ad ascoltare la deposizione dell'ex manager BPV Emiliano Giustini, anche Elisabetta Gatto di Quarto d'Altino ha visto azzerati i risparmi di una vita della mamma, Bruna Bergamin, socia della Popolare di Castelfranco, filiale di Fanzolo di Vedelago, poi diventata Banca Popolare di Vicenza. Genitore venuto a mancare da un anno, anche per i patemi subiti, racconta la figlia. E gli hanno venduto tutti gli altri risparmi e praticamente quando la banca è fallita e non si è trovata più nulla, ecco, e con l'incombenza di pagare la casa di riposo. Perciò un dramma sul dramma, perché insomma trovarsi a quell'età senza risparmi e con problemi fisici e adempiere appunto a certi pagamenti è crollato il mondo praticamente. Poco distante da lei anche Roberto, 63 anni, commerciante di San Michele al Tagliamento, racconta come fu costretto per l'ottenimento di un mutuo importante a comprare pari azioni della banca, perdendo così 42 anni di risparmi lavorativi. I soldi servivano sia per fare un acquisto all'asta di un immobile, sia per coprire il fido. Invece di coprire il fido ci ha fatto fare un mutuo e il mutuo ha i suoi interessi e quant'altro, oltre che acquistare le azioni. Quindi diciamo che così uno perde quello più quello, si trova col debito. Lei quanto ha perso, Roberto? 40 anni di lavoro. Due storie simbolo, queste dei truffati popolari Vicenza, rimasti ancora colmi di livore e sotto shock per l'incommensurabile torto subito. Questa nuova deposizione del dottor Giustini, insomma, conferma ancora di più quello che effettivamente si sapeva, insomma, e che noi diciamo da tempo, noi truffati, che tutti sapevano. Come era previsto, è stato prorogato fino a settembre l'obbligo delle mascherine sui mezzi di trasporto e quanto ha deciso il Consiglio dei Ministri. Secondo quanto si apprende, sarebbe invece in corso una verifica su un possibile allentamento dell'uso delle mascherine sugli aerei. E parliamo ancora di sanità, punto con l'ULSS 3 Serenissima, che parla di aumento di contagio e illustra la questione inerente al personale medico per garantire la copertura degli organici. Il dato che noi rileviamo quotidianamente ci preoccupa, perché mentre l'anno scorso in questo periodo c'era una situazione se non stazionaria quasi calante, oggi siamo in crescita, i casi aumentano, la vaccinazione ristagna e quindi le cose ci preoccupano abbastanza, anche tenendo conto del fatto che l'estate è un periodo dove la convivialità, l'aggregazione, la gioia deve esserci e deve essere costante, invece il Covid è lì che si insinua e si diffonde. Mentre la curva dei contagi sale anche a causa della nuova variante BA5 che si riproduce più velocemente rispetto ad altre, l'ULSS 3 fa anche il punto su quanto si sta facendo per garantire il ricambio nelle strutture ospedaliere, con la copertura di tutti i ruoli tra medici, infermieri e primari. È fisiologico che ogni anno ci sia comunque delle cessazioni in numero variabile tra 5 e 10, se consideriamo soltanto le apicalità ospedaliere. Nell'ambito dell'ULSS 3 sono un centinaio, sono 97, quindi è fisiologico che ci sia un ricambio. A questo si aggiunga l'offerta che esiste sia nell'ambito del pubblico che nell'ambito del privato, per cui molti professionisti trovano delle soluzioni magari più vicine a casa dopo tanti anni in cui si spostano magari anche per decine di chilometri, o hanno anche magari delle offerte economiche molto significative con stipendi che possono essere anche superiori al doppio rispetto a quello che è possibile erogare nel pubblico. E nel corso dell'ultimo anno abbiamo già identificato e nominato una quindicina di primari, per cui è un percorso continuo
al quale noi lavoriamo con costanza e con grande dedizione. Per quanto riguarda i medici, 6 le recenti assunzioni di anestesia e rianimazione, 6 geriatri, 5 chirurghi. La pianta organica di 1264 medici in servizio nelle strutture dell'ULSS-3 è coperta, circa 200 quelli inseriti con modalità differenti da quelli concorsuali per coprire il fabbisogno. Ed ora la politica, grande successo a Marcone per il sindaco uscente di centrodestra Matteo Romanello, rieletto con oltre il 70% delle preferenze. Rieletto al primo turno, Matteo Romanello si riconferma sindaco di Marcon con un risultato eccezionale, oltre il 70% dei voti, distanziando notevolmente gli avversari Casoni e Sitran. Il risultato è forte, è convincente, è chiaro e rappresenta un pochino la forza del nostro gruppo, un gruppo che ha saputo reinventarsi, fatto principalmente da giovani, e un 72% che ci rende davvero orgogliosi, che ci fa sperare bene per il futuro, ma soprattutto che ci dà la possibilità di continuare il nostro progetto importante per Marconi. Un risultato che potrebbe portare Romanello a ricoprire in futuro altre cariche politiche, anche se per ora il primo cittadino ha già molte idee per questi 5 anni, a partire dalla squadra che lo affiancherà. Il primo passo è assolutamente un periodo di vacanza assieme alla famiglia e alle mie figlie. Questo sarà un passaggio doveroso anche di rispetto nei confronti delle persone che mi hanno supportato, in primis mia moglie. Da qua ai prossimi 15 giorni avremo la convocazione del primo consiglio comunale e subito dopo conto di nominare la giunta, una giunta ovviamente che vedrà già la nomina del vice sindaco, e l'unica cosa che mi sento di dire allo stato attuale è che sarà una donna. E sul risultato in generale del centrodestra, Romanello commenta: penso che in alcuni casi sia mancato il dialogo e il confronto di tutta la coalizione di centrodestra, e penso che nel futuro bisognerà far di tutto, perché come ha detto recentemente il presidente Zaia, dove si va uniti si porta a casa il risultato, dove invece purtroppo si litiga o non ci si incontra in quelli che sono i progetti importanti per i paesi, ahimè si perde. Partecipate assemblea pubblica al Palazzetto dello Sport di Portosecco con i residenti sui problemi dell'isola. Grazie all'ULSS-3 Serenissima, l'isola di Pellestrina tra pochi giorni avrà una piazzola equipaggiata per il soccorso, un progetto antico seguito da tempo tra Regione Veneto, Comune di Venezia e Municipalità dell'Ido Pellestrina, con l'interessamento in prima linea tra gli altri dell'ex presidente di municipalità, oggi consigliere, Giorgio Vianello. L'annuncio è stato dato dall'assessore comunale Renato Boraso, intervenuto a un'assemblea pubblica sui temi della mobilità. Mancano pochi giorni all'inaugurazione di questo elisoccorso. Certo, uno dice ci vorrebbe che un'idroambulanza in più, però guardate che avere un elisoccorso con l'elicottero vuol dire garantirti in minuti l'infartuato o l'elemento di emergenza. Un altro fronte caldo è quello dell'invasione delle biciclette da parte dei turisti, in particolare nei fine settimana. Se io definisco, non lo so, faremo uno studio, che possono entrare 500 biciclette al giorno, dico un numero a caso, ci deve essere un sistema in cui da CTV o dal privato arriva la prenotazione, sappiamo quante entrano, persone che si godono l'isola, non viene fuori una guerra civile tra chi la vende gelato e tra chi che gada Bivar, perché altrimenti diventa tutto fuori controllo. Dai cittadini, tra l'altro, segnalato anche l'annoso problema delle barriere architettoniche in isola, ancora irrisolto. Io sono papà di un ragazzo disabile. Quando vado a fare delle passeggiate per il marciapiede in riva, ogni 2 o 3 giorni sposti le fioriere, quindi non si può passare. Per andare giù dal marciapiede, che le macchine sulle rampe, o metti biciclette o roba impedisce il passaggio, una carrozzina non ti passi. E da Venezia è davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Bentrovati.
Bentrovati al meteo. Anticiclone africano alla massima potenza, bel tempo e caldo intenso. Siamo solo a giugno e i valori termici sono già abbondantemente sopra la media del periodo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà soleggiato, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Qualche addensamento dal pomeriggio in poi in montagna, dove non si esclude anche una lieve instabilità con rovesci e temporali sparsi, possibili poi fin verso le zone pedemontane. Temperature in ulteriore aumento, minime tra 12 e 22 gradi, massime comprese invece tra i 27 e i 33 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo in genere sereno o velato con caldo afoso. Sui monti locali acquazzoni che in seguito potrebbero interessare anche qualche isolata zona di pianura. Temperature minime sui 18-22 gradi, massime sui 28-31. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato nel pomeriggio, anche in questo caso lieve aumento della probabilità di temporali, specie sui settori più settentrionali. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime sui 33 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.